È stato un fine settimana impegnativo per i vigili del fuoco del Veneto impegnati su più fronti, compreso quello di supporto alle forze dell'ordine nel monitorare il traffico del rientro. Tanti gli interventi che hanno permesso di scongiurare situazioni ben più drammatiche. Le prime uscite hanno riguardato il territorio della Marca Trevigiana. A 00:45 l'allarme per un camper in fiamme nel parcheggio della stazione di San Trovaso a Preganziola. In salvo i proprietari, ma il mezzo è andato completamente distrutto. Poche ore più tardi, alle 4, momenti concitati a Codogné per l'incendio che ha divorato un garage. Le fiamme si sarebbero sprigionate da un banco di lavoro dove erano presenti utensili elettrici. Per fortuna l'allarme è partito dallo stesso proprietario che si trovava in casa e che è riuscito a portare all'esterno anche le due auto parcheggiate. Ingenti danni a Bibbione, in Pineta. Qui le fiamme sono divampate alle 4 e qui sono confluiti i pompieri di Lignano e Portogruaro con il supporto della Protezione Civile regionale. Ci sono volute ben 4 ore per avere la meglio sulle fiamme che hanno bruciato circa 2000 metri quadrati di pineta, un danno limitato solo dall'intervento tempestivo degli operatori. La matrice è quasi sicuramente dolosa e le indagini sono condotte dai carabinieri. Nelle stesse ore i pompieri di Mota di Livenza sono intervenuti per un incidente rocambolesco in autostrada fra San Stino e Portogruaro, fortunatamente senza gravi conseguenze.